Ciao tifosi del Napoli! La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva riguardo a Vangelis Pavlidis, un nome caldo del mercato. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto. Vangelis Pavlidis, legato al Napoli, ha recentemente annunciato: andrò dove mi pagano di più. I calciatori sono aziende. Il giocatore sembra essere molto vicino al Benfica, ma nel frattempo ha rilasciato un'intervista al podcast Business Review Grecia, che ha fatto molto discutere. Il calcio è diventato un business. Le squadre sono aziende e i giocatori sono diventati aziende. E tutti cercano di migliorare, farsi conoscere e guadagnare denaro. Perché alla fine per un calciatore questo è un lavoro. Ogni calciatore ha la sua logica e le sue ragioni. Sceglie cosa farà nella sua carriera. Penso che molti dei calciatori che scelgono la strada dell'Arabia Saudita lo fanno per aiutare la famiglia, per avere una vita migliore dal punto di vista economico. Perché è molto importante per loro, dopo i 35 anni, avere sicurezza. E questi campionati crescono grazie alla qualità dei giocatori che ci vanno. Tutte le persone lavorano per guadagnare soldi, hai bisogno di denaro per vivere, per sopravvivere. Non puoi farlo solo per divertimento, a volte devi essere un po' meno romantico. Il denaro potrebbe essere il primo criterio nella scelta, così come potrebbe essere il secondo o il terzo. Il mio criterio è uno: se mi offrono un lavoro migliore, andrò dove mi pagano di più. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Pavlidis dovrebbe considerare solo l'aspetto economico o ci sono altri fattori importanti per la carriera di un calciatore? E quanto è importante per voi vedere il club investire in giocatori che hanno la passione e il desiderio di indossare la maglia azzurra? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro di Pavlidis e del Napoli. Forza Napoli sempre!